10 coltellate, la procura indaga per omicidio. È un nordafricano di circa 40 anni l'uomo il cui corpo senza vita è riaffiorato domenica mattina dalle acque del Bacchiglione. È stato avvistato da un passante che stava facendo jogging sul lungargine Boschetto all'altezza della passerella che collega i due quartieri di Brusegana e Volta Brusegana a Padova. Sul corpo dello straniero vistose ferite all'addome e al volto e alcune contusioni, segno che prima di finire in acqua potrebbe aver ingaggiato una colluttazione. L'identificazione non è stata facile visto che l'uomo non aveva i documenti. Per avere la conferma definitiva che si tratti di un quarantenne tunisino bisognerà attendere l'esito degli esami dattiloscopici. Sul luogo del ritrovamento del cadavere la polizia scientifica ha raccolto numerosi reperti. Sul lungargine il medico legale per un primo esame e il pubblico ministero Sergio Dini. Il corpo era in acqua da qualche ora, le ferite sembravano recenti e provocate da un'arma da taglio, almeno 10 quelle rilevate dal medico legale che quindi conferma quelli che erano stati i sospetti iniziali, ovvero che fosse un omicidio. In tasca lo straniero aveva dei soldi, quindi non si esclude che all'origine del delitto ci sia un regolamento di conti tra stranieri.